4 feriti, uno dei quali trasportato d'urgenza in elicottero. È questo il bilancio dell'incidente avvenuto poco prima delle 15 sull'autostrada A4 nel tratto tra Lattisana e Portogruaro in direzione Venezia, al chilometro 462 nel comune di San Michele al Tagliamento. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante coinvolto avrebbe avuto un improvviso blocco dei freni. La motrice ha così ruotato e colpito un camper che sopraggiungeva nella stessa direzione. Sul posto il personale del 118 con 2 ambulanze dell'Isoccorso. 3 dei feriti sono stati trasportati all'ospedale di Portogruaro, mentre una donna è stata trasportata all'ospedale di Udine. Da quanto appreso, le condizioni sono gravi a causa del violento impatto, ma fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. L'incidente ha provocato inoltre rallentamenti e code tra Lattisana e Portogruaro in direzione Venezia per diverse ore, con la viabilità fortemente compromessa.